mi raccomando, fate da bravi, eh? A dopo! Che ne dite di giocare alle principesse? Sì, che bello, ci piace! Che noia, io voglio giocare ai mostri! Oppure ai supereroi! A me piacerebbe giocare a fare il super pigiamini. Ma quali pigiamini? Meglio Batman! Asco, ognuno ha quello che gli pare. Chi vuole fare l'eroe venga con me. Principi, fattine e principesse, venite con me. Noi mostri restiamo qui. Io sono uovo di Pasqua, cosa ci fa qui il tacchino morto? Basta tacchino stare fermo, dobbiamo andare in missione. Ma io sono morto, dovete risvegliarmi. Ci vuole la pozione mille vite. Eccola! Tacco tacchino, stai sul lettino, bevi un espresso e svegliati adesso. Grazie amici mostri. Ma principe Fattini e lui dove saranno? Ciao principessa Bella, vuoi fare una tazza di tè nella mia torre? Sì, va bene, però devo dare da mangiare al mio pesciolino rosso. Fatina Chiara, vieni con noi. Sì, vorrei, però devo curare questo cagnolino infierito. Zampa zampetta, guarisci in fretta, zampa zampotta, ne sei più grossa. Evviva, sta arrivando il principe dietro, guardate. Siamo qui con te. Andiamo a ballare dietro. Chissà cosa stanno facendo gli altri. Raggiungiamoli in giardino. Evviva! Ah, finalmente tutti eroi. Io sono Wonder, l'eroe dell'amicizia. Ciao, io sono Gufetto. Oggi ho salvato un gattino che era sull'albero. Un gatto come me. Io sono Gattoboy e mi diverto a saltare e ad andare velocissimo. Oh. Ciao, io sono Batman e oggi ho visto dei mostri e li ho buttati in gabbia. Io sono Gecko, qualcosa mi dice che è ora di cercare i cattivi. Sì, andiamo a cercarli e digli che fai da cattivi non è una cosa bella. Sì, anche perché se siamo tutti eroi, chi salviamo? Andiamo a salvare qualcuno in giardino. Ciao bambini, sono tornata. Avete fatto da bravi? Cosa avete fatto di bello? Abbiamo giocato ai supereroi, i mostri e le principesse. Prima eravamo separati, poi ci siamo uniti e abbiamo fatto una storia. La vuoi sentire? Certo! Principessa Bella, puliamo bene i piatti. Lo sai che a noi principesse piace avere tutto pulito. Puliamo bene i piatti perché a noi ci piace pulire i piatti. Guarda le mie bombe. Oh no, i piatti si sono rotti. Scusa principessa Bella, non volevo romperti i piatti. Ne prenderemo altri. Ragazzi, mi sono dimenticata la lista della spesa. Che cosa dobbiamo comprare? Pannocchie, spada laser, cappello, marmellata. Va bene. Ok. Salve vostri cialzoni, e voi che ci fate qui?
Noi siamo qua per comprare dei piatti. Noi siamo qui per comprare la merenda. Ehi, andate via, mostri! Oh, Picaturo! Ciao papà, non sono cattivi, stanno solo facendo la spesa. Allora andiamo tutti alla Batcaverna a fare merenda. Ci sono pure Fatinacchiare e Principe Pietro. Eccoci nella Batcaverna! Ma che è successo, Fatina Chiara? Perché piangi? Il tacchino morto e mamma di Pasqua mi hanno rubato i trucchi e sono cappati. Non è possibile, hanno rubato anche i miei di trucchi mentre facevo la spesa. Povera Bella, povera Fatina Chiara. Speriamo che gli eroi gli convingano di restituirli. Tacchino, siamo stati davvero furbi a rubare i trucchi. Sì, ragione, adesso ce li diamo sotto i baffi. Ah 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 ah. Come li usiamo? Li buttiamo nel bidone. Li catapultiamo nell'oceano. Ridateci i trucchi, malandrini dispettosi. No! Ridatecene i trucchi, perché le principesse stanno piangendo. E noi siamo venute ad aiutarle. No, non ve li daremo mai. Se ce li ridate vi invitiamo a merenda nella Batcaverna. Va bene, per questa volta ve li diamo. Ti è piaciuta? Sì, bello, ma ci sono un po' di personaggi strani e tutti diversi. Sì, lo so che è strana, però ci siamo divertiti a inventarla e a navigare nella fantasia. Abbiamo capito che stare insieme è più bello, anche se le storie sono diverse. Ciao, sono un uovo che saluta un tacchino morto. Arrivederci presto. Io sono una fattina e devo far apparire un uovo. Ciao, sono una bambina che saluta la fattina. Buio, luce, posso fare anche più. Guarda quanta luce. Dice Marco Sullivan. Meglio Batman.